Dovrebbe essere l'ultimo sabato da bollino nero a nord-est, l'ultimo di un'estate incandescente anche sul fronte della mobilità. Decine di migliaia di turisti che si metteranno alla guida, soprattutto per il rientro dai luoghi di villeggiatura, ma non mancheranno i nuovi vacanzieri. Sulla rete di autostrade Alto Adriatico la previsione è di 182.000 transiti, con ben 26.000 ingressi solo alla barriera dell'Isert. Occhi puntati sulla 4, in particolare sul tratto maledetto tra Veneto Orientale e Marca Trevigiana, dove si viaggia a due corsie. Sarà comunque un sabato molto, molto difficile, soprattutto molto caldo, perché la situazione è questa: mancano infrastrutture, e quindi quando mancano infrastrutture poi fai fatica anche a reggere questi numeri. Dalle autostrade alle arterie ordinarie il copione non cambia, si prevedono picchi di traffico sulla Treviso Mare, in Feltrina e su tutta la viabilità dalla montagna, i soliti coni di bottiglia sparsi tra Cadore e Longarone, direzione Pian di Vedoia. Altra sorvegliata speciale a sud, la solita Romea, dove i flussi maggiori si prevedono verso Piove di Sacco e il Padovano, così il sindaco di Rosolina che lancia un appello. E siano fatte veramente le cosiddette partenze e gli arrivi intelligenti, perché tra l'altro noi sabato registriamo un altro grosso boom di arrivi. Abbiamo la polizia stradale che sta facendo un bel lavoro del commissariato di Rovigo, della postale di Rovigo, per mantenere la sicurezza e per snellire il flusso.